Potenza, Pelio Veneto, Torre di Mosto, finalizzate a regolare le fasi preliminari di definizione degli interventi proposti dai comuni nell'ambito dei progetti finali. Attendo che la scadenza per la presentazione della domanda di aiuto posta dal sottoscritto bando, in origine fissata al 21 luglio 2017, è stata prorogata al 21 ottobre 2017, giusta deliberazione del CDA di Vela, numero 56 del 29 giugno 2017. Accertato che quella documentazione richiesta per la presentazione della domanda è previsto anche l'atto con il quale il Comune di Erba, agendo in nome per conto dei comuni interessati dalla generale, avanzerà richieste di aiuto. Considerato che detta convenzione tra i documenti indispensabili per l'avanzamento dell'istanza di aiuto, visto questo schema di convenzione concordato con Vela, da sottoscrivere per i comuni beneficiari. Visto il testo del sistema di convenzione concordato con Vega, da sottoscrivere con i comuni beneficiari per l'attuazione dei progetti del GNA misura 7, misura 7.5.1, infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, progetto chiave PC1 itinerari, con riferimento alla scheda 17, programma di informazione e commercializzazione dei territori rurali della Veneto orientale, con un contributo leader pari a euro 200.000, che individua il comune di Erba con il ruolo di capofila, alle condizioni e modalità indicate dalla Convenzione medesima, con disciplina i rapporti di reciproci impegni di soggetti sottoscrittori, ritenuti di approvare lo schema di convenzione legato alla presente proposta, tratto del progetto sovraindicato, interamente finanziato dal contributo leader, ad eccezione della quota IVA, finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio comunale di Cavie, si chiede a questo Consiglio Comunale di deliberare la premessa e parte integrante sostanziale della presente proposta, di partecipare con il ruolo di partner beneficiario alla realizzazione della misura 7 sotto misura 7.5.1 con riferimento alla scheda 17 il programma di informazione e commercializzazione dei territori rurali della Veneto orientale con un contributo leader pari ad euro 100.000, di approvare lo schema di convenzione legato sul mare presente quale sua parte integrante e sostanziale da trasmettere al Comune di Jesolo per le attività conseguenti, di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della presente convenzione, di dare mandato alla Giunta di approvare e votare ogni atto conseguente l'argomento ivi compresi i testi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, unicamente per la parte relativa all'IVA, che saranno determinati in sede di approvazione del contributo. Grazie, Assessore Russo. Ci sono gli interventi? Grazie Presidente, solo per capire magari un pochino più nel dettaglio se già abbiamo questo genere di informazioni, cioè nel senso che se già si è aperta una pre-fase diciamo di confronto con gli altri partner e per capire quali possono essere in maniera un pochino più puntuale magari le ricadute sul territorio di Cavie di questi progetti, che sono progetti necessariamente di sviluppo di area vasta, lo comprendo bene, in questa fase anche comprendo bene, magari non hanno trovato una definizione puntuale del dettaglio, però magari se potesse informarci su quelli che a suo avviso anche magari possono essere i punti più convenienti, ecco, mettiamola così, per il nostro comune nell'attuazione condivisa di queste partnership. Grazie. Assessore Giusso. Grazie. Sì, ecco, questo programma qua è un programma di informazione e commercializzazione che poi porterà ad attuare azioni di sviluppo di informazione, naturalmente si porterà su informazione si punterà ad adottare una trasmissione di informazione digitale, quindi con prodotti web e eventi mediatici proprio per pubblicizzare questo tipo di attività. Inoltre con Jesolo, loro sono stati la giunta di nuove elezioni, hanno passato l'estate, ci siamo sentiti un paio di volte, adesso inizieremo a lavorare più nel dettaglio. L'idea è di implementare il portale AIVET, che era già stato alimentato con il scorso progetto, adesso dovrà essere popolato di contenuti prodotti per non far lasciare morire il progetto iniziato. Grazie.
grazie, Presidente. Se potesse anche dirci qualche cosina di più su questo personale, perché non siamo riportati già esista, capire come sta andando questo portale, cioè è aggiornato oppure è morto sostanzialmente. Quindi questo intervento ridarà vita un po' diciamo, ai contenuti un po' portati. Si utilizza la perspettiva di noi e viene dei contenuti, se no come ogni portale, se non viene alimentato, non viene aggiornato, insomma, è un lavoro morto fino a se stesso. Con questo progetto qua si intende rinnovare i contenuti, attualizzarli e dare vita con una serie di informazioni anche a carattere mediatico, quindi fare degli eventi, degli incontri, proprio per dare più visibilità al nostro territorio e quindi farlo assieme a tutti i comuni che ci riguardano. Ripeto, con Jesolo sono appena arrivati al governo, ci siamo sentiti un paio di volte al telefono, adesso dovremmo incontrarci a tavolino proprio per mettere in piedi delle azioni concrete con quale fare. Tra l'altro mi dicevano oggi che è stato di nuovo prorogato il termine della partecipazione a questo bando dal 31 ottobre a dicembre e quindi abbiamo anche un po' di tempo in più, però a fase preliminare era proprio aderire alla convenzione. Grazie, Assessore Giusso. Capogruppo Pignolo. sì, grazie Presidente, grazie Assessore anche per le risposte che sta dando. Posso chiedere, abbiamo un'idea di quanto sia costato questo sito? Il sito di presidio non lo so dire, non l'avevo seguita io la cosa. Insomma, adesso comunque entreremo nel dettaglio perché visti i 200.000 euro che abbiamo a disposizione, che non sono pochi, spero si riesca a fare tanto perché nel digitale forse non sono così elevati. Grazie. Ci sono altri interventi? Capogruppo Ferraro. Grazie Presidente. Assessore, una domanda. Prima avevo provato a chiederlo anche in commissione, non mi è stata data risposta. Perché non siamo capofila noi in qualità di ente proponente in un progetto così importante? Sì, non siamo noi proponenti di questo bando, il bando è di AGAL, capofila in questo caso Jesolo, ma le decisioni sono state prese nel 2016 quando questa amministrazione non c'era e il comune era ancora commissariato. E comunque la tendenza, questo come le altre due delibere che seguono, la tendenza del GAL, visto che stiamo parlando di sviluppo rurale, è di dare più spazio ai comuni dell'entroterra in modo anche da loro di avere più visibilità e di sfruttare il loro turismo rurale. Anche se Jesolo non è rurale, però questo progetto qua riguarda tutta l'area del Veneto ambientale. Grazie. Ci sono altri interventi? Capogruppo Pignolo. Brevissimamente sulla dichiarazione varrà anche per le prossime proposte, noi votiamo favorevolmente queste delibere perché sembra che vadano nella direzione di utilizzare le risorse disponibili e anche di abbracciare una visione di promozione di un territorio che mi sia attento a spostare risorse dal litorale anche verso le nuove, quindi sono problemi. Grazie, ci sono altri interventi? Siamo alle votazioni. Voti favorevoli? Unanimità, quindi non voti astenuti, quindi vengono tutti. Passiamo al 10° punto all'ordine del giorno. Anzi, votiamo immediatamente l'esecutività della delibera. Voti favorevoli? Unanimità, quindi non voti contrari e nemmeno astenuti. Passiamo al punto 10 dell'ordine del giorno, do la parola all'assessore Giusto. Grazie Presidente. Riscontrato che in ordine a progetti relativi ad infrastrutture pubbliche su piccola scala, le parti, al termine di un articolato processo nel periodo gennaio-marzo 2016, hanno individuato alcuni interventi regia da proporsi per ciascun comune lungo diversi itinerari, gira lagune, gira lemine, gira alimenti, gira tagliamento.
Dato atto che con delibera del Consiglio di amministrazione di Vega numero 42 del 22 maggio 2017, pubblicata sul Bureau regionale in data 1 giugno 2017, è stato approvato il bando di regia gara relativo al programma di sviluppo rurale per il Veneto 2017-2020, sotto misura 7.5, codice intervento 7.5.1, infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali, che prevede la scheda numero 16, programma di informazione e commercializzazione dell'itinerario Giralemme. Atteso che la scadenza per la presentazione della domanda di aiuto imposta dal sottocitato bando in origine fissata al 31 luglio è stata prorogata al 31/10/2017, giusta delibera del CDA di Vega numero 57 del 29/6/2017. Accertato che tale documentazione richiesta per la presentazione della domanda è previsto anche l'atto con il quale il Comune di Concordia, agenti nome per conto dei comuni interessati dall'itinerario, avanzerà richiesta di aiuto, considerato che detta convenzione tra i documenti indispensabili per l'avanzamento dell'istanza di aiuto, vista la carica del Comune di Concordia, protocollo 16336 del 9 ottobre 2017, con la quale nell'inviare l'esame di convenzione da adottare in Consiglio Comunale lo stesso ne richiede l'adozione entro il 27 ottobre 2017, ritenuto di approvare lo schema di convenzione regolante i rapporti tra Comune capofila, Concordia Societaria e Comuni interessati dall'itinerario Giralemme di cui allegato, chiedo a questo Consiglio di deliberare 1. Di approvare lo schema di convenzione da stipulare tra il Comune di Concordia Societaria in qualità di capofila dei comuni interessati dall'itinerario Giralemme, Asilo Portuguaro, Tavole, Cinto Camaggiore e Fluaro, relativo al programma di informazione e commercializzazione dell'itinerario Giralemme. Di autorizzare il Sindaco alla sottoscrizione della convenzione, di dare mandato alla Giunta Comunale di approvare e di adottare ogni atto conseguente l'argomento, ivi compresi i riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, unicamente per la parte relativa all'IVA, che saranno determinati in sede di approvazione del contributo. Grazie, Assessore Giusto. Ci sono interventi. Capogruppo Ferrara. Grazie Presidente. Assessore, nell'allegato, tra gli interventi previsti da questo bando, troviamo tra i prodotti multimediali, digitalizzazione dei reperti archeologici del territorio attraversato dall'itinerario, evidenziando la umanità per divulgare in telefoni multimediali. Spesa stimata per incarico professionale 33.000 euro al netto di IVA. Questi soldi verranno ripartiti tra gli enti proponenti e sono in più rispetto all'IVA che dovrà versare il Comune di Carlo come quota parte. Sì, grazie. Allora, i soldi non verranno ripartiti, vengono spesi dal capofila quindi Concordia Statale. Questi 33.000 euro, questo progetto è abbastanza è più avanzato rispetto agli altri perché con Concordia ci siamo trovati diverse volte a discutere e l'idea è parlare di rilevazione, evidenziando la umanità, digitalizzazione di reperti archeologici. Loro hanno già digitalizzato il battistero di Concordia con il precedente progetto. Con questo progetto volevo proporre il campanile di Tavole. Sono già state chieste tutte le autorizzazioni al Patriarcato e sembra che adesso siano arrivate. Quindi i 33.000 euro li spenderà la ditta, che sarà la stessa che ha fatto il lavoro l'altra volta, se non sbaglio la virgola zero, e per cui questi soldi li spenderà in Concordia per digitalizzare un reperto su un monumento che abitava. Quindi mi conferma che vengono poi ripartiti per agenti. Grazie. Grazie. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli? L'unità quindi non sono né contrari né astretti. Non votiamo di immediata esecutività per la delibera. Voti favorevoli? Passiamo al punto numero 12, convenzione tra i comuni di Carolina e Caporti, Jesolo, Raprea, Tavola e San Michele Tremento per l'attuazione del progetto programma di informazione e commercializzazione dell'itinerario Giro del Mondo. Do la parola all'assessore Giusto. Grazie Presidente. Il CDA di Vega, con il libro 87 del 17 dicembre 2015, ha approvato una manifestazione di interesse per l'adesione al bando
misura 19, sviluppo locale leader del PSR 2014-2020 e la proposta di strategia di sviluppo locale nei 16 comuni dell'APD, Annone Veneto, Cavle, Cavallino, Treporti, Cezio, Cinto, Maggiore, Concordia Sagittaria, Racchè, Fussante di Portogruaro, Gruaro, Jesolo, Portogruaro, Maggiore, San Michele Tagliamento, Sassino di Livenza, Telio Veneto e Torre di Mosco. La manifestazione di interesse prevedeva i due seguenti progetti chiave: PC1 itinerari, nell'intento di valorizzare, qualificare e mettere in sicurezza 4 itinerari esistenti, nell'APD itinerari Gira Laguni, Gira Lempo, Gira Livenza e Gira Tagliamento, PC2 parco alimentare per dare continuità al percorso iniziato nelle precedenti programmazioni, consolidando ulteriormente il settore enogastronomico come elemento centrale per lo sviluppo economico del territorio. Con l'eliminazione del PNRR 32 del 6 aprile 2016 è stato approvato nel quadro della misura 19 del programma di sviluppo rurale per il Veneto 2014-2020 il programma di sviluppo locale 2014-2020, punti, superfici, linee nella Veneto d'Italia. In data 7 aprile 2016 è stato sottoscritto un protocollo d'intesa tra l'ambito territoriale assegnato al PSL, finalizzato a regolare le fasi preliminari di definizione degli interventi proposti dai comuni nell'ambito dei progetti chiave. Nel protocollo d'intesa stipulato il 7 aprile 2016, all'articolo 3 sono elencati gli impegni dei comuni che realizzano attività informative di promo commercializzazione previste nell'ambito del progetto chiave itinerari, misura 7.5, intervento 7.5.1 del PSL, e definito un comune coordinatore di tale attività. Le suddette attività informative di promo commercializzazione vengono elencate per gli interventi a regia, distinti per ciascun comune nell'allegato A del protocollo d'intesa sottocitato. Nello specifico l'intervento R16, programma di informazione e promo commercializzazione dell'itinerari Gira Lagune, costo totale 160.000 euro IVA esclusa, contributo all'IVA 160.000 euro, interessa i conseguenti comuni della TD del PSL, punto, superficie linee della Veneto d'Italia, Cavallino Treporti, Jesolo, Racchè, Cavle, San Michele Tagliamento, con capofilo comune di Cavallino Treporti. Con il libro del Consiglio di amministrazione di Veneto 42 del 22 maggio 2017, pubblicato sul Tour Veneto in data 1 giugno 2017, è stato approvato il bando a regia tale relativo al PSL, punti, superficie, linee nella Veneto d'Italia, sottomisura 7.5, intervento 7.5.1, infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali. Del PSR 2014-2020 che prevede in allegato 11.3.1 la scheda del progetto numero 17 relativa al programma di informazione e promo commercializzazione dell'itinerario della Regione, con soggetto beneficiario il comune di Cavallino Treporti che interessa il comune di Cavallino Treporti, Jesolo, Racchè, Cavle e San Michele Tagliamento. Con delibera del CDA di Veneto 57 del 29 giugno 2017 è stata approvata la proroga del 31 ottobre 2017 dei termini per la presentazione della domanda di aiuto del soggetto bando regia DALI 2007, intervento 7.5.1, termine ulteriore prorogato al 7 dicembre 2017. Tra i predetti comuni, come previsto dal paragrafo 6.2 del bando regia, relativamente ai rapporti tra i comuni, si ritiene di procedere all'articolo di una convenzione che regoli i rapporti tra l'attuazione del programma di informazione e promozione dell'itinerario Gira Lagune con il comune di Cavallino e Treporti che agisce in qualità di ente capofila. Considerato che detta convenzione è il documento indispensabile per l'avanzamento di istanza di aiuto, vista la nota 3 del comune di Cavallino Treporti, il nostro protocollo 32751 del 18 ottobre 2017, con la quale è stato inviato lo schema di convenzione da adottare in Consiglio comunale, ritenuto di approvare lo schema di convenzione legato alla presente proposta che apre il progetto sopra indicato, interamente finanziato dal contributo LIDE ad eccezione della quota IVA, finalizzato alla promozione e valorizzazione del territorio comunale di Cavle, dato atto che la presente proposta comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, unicamente per la parte relativa all'IVA, che saranno determinate in sede di approvazione del contributo, si chiede a questo del Consiglio Comunale di deliberare 1. Di approvare l'allegata convenzione sub A alla presente deliberazione tra i comuni di Cavallino Treporti, Jesolo, Racchè, Cavle e San Michele Tagliamento per la presentazione delle domande di aiuto ad ADEPA e la successiva realizzazione del progetto di promo commercializzazione denominato Gira Lagune, di autorizzare il sindaco alla sottoscrizione della convenzione, di dare mandato alla Giunta di approvare e di adottare ogni altro conseguente all'argomento, ivi compresi i riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente unicamente per la parte relativa all'IVA, che saranno determinati in sede di approvazione del contributo. Grazie.
Assessore Russo, ci sono interventi? Grazie Presidente. Assessore Giusto, un chiarimento. Nella convenzione il cofinanziamento per i comuni nei primi 2 interventi era stabilito in base al numero di abitanti. In questo caso invece la quota fissa 7.000 euro rispetto agli altri cofinanziamenti, contributi richiesti ai vari partner. Mi sarà una spiegazione in merito? Assessore Giusto. La delibera è in realtà una delibera standard approvata dal DEA. Ma fare della ripartizione dell'IVA? Sì. Sì, i 35.000 euro sono divisi equamente, 7.040 tra Cavallino, Jesolo, Reclea, Caola, San Michele Tagliamento. Sì. Volevo chiedere, visto che negli altri interventi l'IVA era parametrata al numero di abitanti, qui invece in quota parte uguale per tutti. Volevo sapere se c'era una motivazione per questa scelta diversa. No, essendo tutti comuni turistici, il numero degli abitanti è evidente e relativo, perché dopo d'estate ci trasformiamo tutti in città, insomma, con medi di abitanti, noi arriviamo ad avere 4 milioni di presenze, per cui insomma, hanno scelto di fare una divisione. Grazie. Grazie, ci sono altri interventi. Passiamo alla votazione, voti favorevoli. Unanimità, quindi non ci sono voti contrari astenuti. Votiamo la immediata esecutività della delibera, voti favorevoli. Quindi non ci sono né contrari né astenuti. Passiamo al punto 15 dell'ordine del giorno, approvazione del documento al protocollo d'intesa per l'organizzazione e gestione della destinazione turistica, OGD, denominata DMO Carbon. Do la parola al signor Sindaco. Con deliberazione di Consiglio regionale. Con deliberazione di Consiglio regionale numero 11 del 14 giugno 2013 all'oggetto sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, la Regione Veneto ha definito un nuovo quadro normativo per il turismo e l'industria regionale, superando la legge regionale numero 33 del 2002. L'articolo 9 della legge regionale 11 del 2013 ha introdotto la figura dell'organizzazione di gestione della destinazione sull'esperienza internazionale delle Destination Management Organization, DMO, quale sistema di presidio delle destinazioni, per creare sinergie e forme di cooperazione tra soggetti pubblici e privati coinvolti nel governo delle stesse e nello sviluppo dei prodotti turistici, al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione totale delle funzioni al fine di un rafforzamento del sistema di offerta e per la gestione unitaria delle funzioni di informazione e accoglienza turistica, promozione e commercializzazione di prodotti della destinazione nel rispetto della normativa della programmazione regionale. In applicazione dell'articolo 9 della legge regionale 11 del 2013, la Giunta regionale, con proprio provvedimento numero 2286 del 10 dicembre 2013, ha provveduto a stabilire i criteri e le condizioni per l'attivazione a livello locale delle organizzazioni di gestione delle destinazioni e delle località turistiche. La delibera di Giunta regionale numero 2286 del 2013 ha lasciato ampia libertà di forma per la costituzione dell'OGD da parte dei soggetti attuatori, prevedendo che i soggetti partecipanti possano definire autonomamente la modalità organizzativa più adatta al governo della destinazione. Un apposito tavolo di confronto formalmente costituito oppure una forma aggregativa o societaria costituita ai sensi della vigente legislazione. Con deliberazione di Consiglio Comunale numero 77 del 25 novembre 2014 è stata istituita l'organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata DMO Caule. Nello stesso atto è stata approvata la bozza del protocollo d'intesa per la costituzione dell'OGD DMO Caule. In data 12 dicembre 2014 è stato sottoscritto il protocollo d'intesa per la costituzione dell'OGD denominata DMO Caule
tra il Comune, la Fondazione Cavoli Città dello Sport e un'ampia platea di soggetti e associazioni di categoria rappresentativi del settore del turismo, con deliberazione di Giunta regionale numero 52 del 20 gennaio 2015 ad oggetto Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, è avvenuto il riconoscimento regionale della DMO Cavoli. In data 22 marzo 2015 è stato approvato il regolamento di funzionamento dell'OGD DMO Cavoli in applicazione del protocollo d'intesa del 12 dicembre 2014, dato atto che Cavoli, sulla base della propria capacità turistica, ha i requisiti per la costituzione della propria OGD, in quanto rientrante del sistema turistico tematico mare e spiagge con almeno 1 milione di presenze per anno, considerato che alla luce del tempo trascorso, dell'esperienza di funzionamento acquisita, della prossima scadenza 13 dicembre 2017 del protocollo in essere, si rende necessario disporre alcuni aggiornamenti del testo del protocollo così come indicato nella riunione della DMO del 6 ottobre 2017. Le parti firmatarie del protocollo rilevano necessità e interesse a mantenere in essere la gestione della destinazione turistica denominata DMO Cavoli attraverso l'istituzione di un tavolo di confronto come stabilito dalla Regione Veneto nella citata deliberazione regionale numero 2286-2013. Vista l'allegata bozza di aggiornamento al protocollo d'intesa relativo al funzionamento dell'organizzazione e gestione della destinazione turistica denominata DMO Cavoli, nella quale sono indicati i soggetti partecipanti, l'oggetto, gli impegni dei soggetti sottoscrittori, il funzionamento e l'attività dell'OGD, dato atto che nel rispetto della normativa regionale il protocollo ha valenza triennale, salvo tacito rinnovo per ulteriori 3 anni, qualora non si manifesti a quasi firmatario una volontà in senso contrario entro la scadenza, visto il principio di sussidiarietà stabilito dall'articolo 18 della Costituzione, l'articolo 3,5 del decreto legislativo 267/2000 dell'articolo 3 dello Statuto Comunale, visti gli articoli 6 e 8 dello Statuto Comunale in merito alla promozione della valorizzazione del libero associazionismo e lo sviluppo delle attività turistiche, vista la legge regionale 11 con 12 giugno 2013 all'oggetto sviluppo e sostenibilità del turismo veneto, dato atto che l'argomento è stato sottoposto all'esame della competente Consiglio consiliare in data 24 ottobre 2017, si propone di approvare per le motivazioni permesse l'aggiornamento al protocollo d'intesa secondo la bozza allegata per il funzionamento e l'organizzazione di gestione della destinazione turistica denominata DMO Cavoli, di autorizzare il sindaco di Cavoli alla sottoscrizione del protocollo d'intesa con gli altri soggetti partecipanti all'OGD, di procedere all'eventuale aggiornamento presso la Regione del Veneto sulla base della normativa vigente dell'organizzazione di gestione della destinazione turistica OGD denominata DMO Cavoli. Grazie Sindaco, ci sono interventi. Grazie Presidente. Volevo chiedere un'informazione. Nella allegata convenzione, all'articolo 5 si definiscono quali possono essere poi le attività della OGD. In particolare si parla si parla di candidature delle destinazioni a grandi eventi e congressi internazionali e la formazione agli operatori dell'offerta. Ecco, volevo sapere se si erano già individuati alcuni grandi eventi e congressi internazionali ai quali parteciperemo e come si potrebbe sviluppare la formazione degli operatori dell'offerta. Grazie. Il Sindaco, volete rispondere? Allora, sì, sono argomenti che si discutono costantemente nelle riunioni dell'OGD, ma sono state trattate sempre dall'assessore al turismo in questo caso, e quindi è competente la risposta dell'assessore al turismo. Assessore Giusso. Ecco. Sì, rispetto alle azioni di cui stiamo parlando, stiamo discutendo, ci sarà una DMO, ne parlavamo proprio anche oggi pomeriggio, la prossima settimana, l'8 novembre, dove inizieremo a entrare nel vivo di tutte le azioni che abbiamo messo a frutto. Ci sarà anche la presentazione di un piano marketing, bisognerà anche capire dove andare a reperire delle risorse e quando reperirle. In base alle risorse che avremo inizieremo a stilare quella che è la definizione delle azioni da presentare e da attuare. Per adesso abbiamo comunque aderito alle 5 fiere promozionali sottoscritte dalla Regione Veneto e quindi con queste azioni, queste 5 azioni, queste gare le faremo. Abbiamo insomma,
insomma, sul tavolo anche un progetto organizzato con gli altri consorzi di IES e unitamente a Caule, intitolato Le spiagge di Venezia, che stiamo valutando, stiamo capendo anche le risorse, come reperirle. Abbiamo una trattativa con la Regione Veneto proprio per questo progetto, è tutto in itinere, ma la prossima settimana dovrebbero delinearsi tutte le azioni che faremo durante questo anno. Grazie, signor Russo. Ci sono altri interventi? Proprio questo, sempre nella nota di convenzione, tra i prodotti turistici viene menzionato il turismo sociale e il turismo accessibile. Abbiamo qualche informazione in più in merito a questi due tipi di turismo e poi vuole fare il comune di Caule? Grazie. Direi che quello che abbiamo fatto quest'estate per quello che riguarda il turismo inclusivo e l'accessibilità è già abbastanza. Direi che insomma, abbiamo lavorato molto anche a braccetto con il distretto sanitario, quindi per ora non credo che implementeremo in maniera forte questo tipo di attività. Chiaro che si cerca di migliorare ogni anno sempre tutti i servizi che si danno ai propri turisti. Comunque insomma valuteremo anche questo tipo di ipotesi, perché è un mercato che vediamo che dà soddisfazione e comunque è richiesto e porta insomma, volentieri nuovi turisti e un nuovo mercato alla Grazie, Scolari. Ci sono altri interventi? Passiamo alla votazione. Voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. Votiamo l'immediata esecutività della delibera. Voti favorevoli. Voti contrari. Voti astenuti. Bene, passiamo al 13° punto dell'ordine del giorno, mozione presentata dal consigliere Rosanna Conte, avente ad oggetto referendum per l'autonomia del Veneto del 22 ottobre 2017. Capogruppo Viano? Sì, grazie. Consigliere Conte non c'è, invece. Grazie Presidente, darei per letto il testo se siete tutti d'accordo, e aggiungo solo che sì, insomma, se ne è parlato anche in capigruppo, insomma, si è cercato di comprendere meglio il senso che poteva avere la proposizione di una mozione fuori tempo, di fatto, non perché ho visto gli sguardi insomma, delle persone che mi circondavano, un po' di perplessità quando chiedevo che venisse proposta anche la mozione, sapendo bene insomma, che il 22 di ottobre è già passato. Però ritengo che la mozione vada oggi in qualche modo votata per il semplice fatto che la mozione andava regolarmente rielaborata nella conferenza di capogruppo per poi essere eventualmente presentata del 22 di ottobre, come sarebbe stato corretto e giusto, appunto, così come si era dato ad intendere lo scorso Consiglio Comunale. Ed eventualmente, dopo aver fatto, come si era inteso, una capigruppo veloce, il Consiglio Comunale ne avrebbe potuto prendere atto nella seduta successiva al 22. Mi sento quindi di dover prendere un po', come dire, di prendere posizione per cercare di stigmatizzare quello che è stato il comportamento scorretto del Presidente del Consiglio Comunale, che venendo meno ai suoi doveri e agli impegni decisi nella scorsa seduta consigliare, non ha provveduto a convocare i capigruppo, pregandosene quindi in modo abbastanza esplicito di assolvere a quello che è il suo ruolo di super partes, per assumere invece quello di Presidente assolutamente di parte. Va stigmatizzare altresì anche il comportamento del sindaco della maggioranza, e nella seduta scorsa, con una manovra maldestra e irrispettosa nei confronti non solo della minoranza, ma delle dignità di tutto il Consiglio Comunale, ha deliberatamente contravvenuto gli accordi presi unanimemente, facendo sì che venisse rinviata la mozione della minoranza
per poi, invece che ispirare anche la propria al fine di discutere entrambi a livello di capigruppo, presentare un nuovo testo precedentemente non discusso e votato. Fatto grave e che assume una gravità ulteriore se si considera che a livello mediatico, ma non solo, si è fatto passare tale documento come fosse stato lo stesso presentato, che doveva essere ritirato e oggetto di emendamenti, cosa che non è mai avvenuta perché nel caso fossero stati tali, avrebbero dovuto essere presentati e votati come avviene ogni qualvolta che ci sono emendamenti del testo. Fatti gravi quindi lesivi del ruolo e della dignità dei consiglieri, irriguardosi e rispettosi, al punto che ora ci si trova a discutere una mozione rispetto ad un avvenimento già accaduto, con una presa in giro nei confronti di chi l'ha presentata e nei confronti dei cittadini che in qualche modo sostenevano tale documento. Quindi diciamo che ci troviamo a votare una mozione per la quale chi è meglio espresso il voto pur spogliandone completamente il senso. Grazie. Respingo al mittente le accuse che mi sono state rivolte in quanto era stato preso un accordo nell'ultimo Consiglio Comunale del rinvio e l'ordine del giorno dei capigruppo, lei ha detto, sostenuto che non è stata portata nei capigruppo, invece nei capigruppo, dove lei era anche presente, è stata portata come punto all'ordine del giorno. E quando io ho detto, come ho fatto stasera, lei aveva la testa bassa e non ha neanche aperto bocca. Quindi non è assolutamente vero e respingo le accuse, anche stegnato per questa sua posizione, perché quanto lei ha sostenuto non corrisponde alla verità. L'ho portata nei capigruppo e nei capigruppo non è stata discussa perché lei non ha preso la parola, ma io l'ho